amici, ben ritrovati, Sagra di San Tiziano, siamo a Pattean, comune di Pieve di Soligo. Eventi del territorio ritorna per voi dopo 2 anni di fermo. Siamo in compagnia di Loris Bertazzon, che è il presidente del comitato festeggiamenti. Sì. Ben ritrovato Loris, si riparte alla grande con tanta voglia di fare. Sì, si riparte sì, c'è una grossa affluenza e questo ci rende molto felici. I nostri dubbi eravamo 2 anni di fermo, anzi, se non precisare sono 3 perché l'ultima sagra l'abbiamo fatta nel 2019, di trovare i volontari perché 3 anni di fermo cambiano anche le abitudini, subentrano altri modi di vivere e invece abbiamo avuto un grosso riscontro anche da parte di quello e questa è una grande voglia di farci iniziare questa sagra e di ripartire e l'affluenza delle persone non manca e quello è il più grande ripagamento che possiamo avere. Loris, dall'1 all'11 settembre, tanta festa, tante serate a tema, un po' di chicche ce le puoi dire però? Sì, allora questa sera è la serata del Galletto, siamo stati rispetto agli anni scorsi, siamo rimasti colpiti perché ancora oggi alle 2 abbiamo finito tutte le prenotazioni. Da parte mi dispiace non poter contattare tutti, ma questa è la nostra capienza, rispettando anche un po' le norme. Adesso abbiamo domani sera la serata musicale con il country, domenica a mezzogiorno lo spiedo, poi non manca sempre la griglia, la nostra trippa che i nostri volontari hanno cucinato e ha già avuto notevoli complimenti da parte di tutti i nostri intenditori e assaggiatori. Ecco, poi abbiamo il giovedì 8, abbiamo la costata, anche là il nostro piatto forte che gli anni scorsi andava alla grande, quindi senza ombra di dubbio andrà anche quest'anno, a parte magari causa magari maltempo, quello non si comanda. E poi chiudiamo sabato con la solita griglia e domenica 11 con il churrasco. Esatto, quello è è la fonte essenziale per poter fare queste manifestazioni, ma non sempre per fare, è un modo di trovarsi, di far festa, di trovare, perché io ripeterò sempre le stesse cose, ma anche col mio vicino che stiamo a 100 metri, se non ho questa occasione non ci troviamo. Qua invece ci troviamo, stiamo qua delle serate, lavorando, faticando, ma anche qualche risata ci scappa e qualche battuta va via, ecco. Ah sì, allora noi siamo in via Patti 66, Pieve di Soligo, venite a trovarci, assaggiare i nostri piatti, la festa è garantita, ecco, da parte nostra. E adesso ci aspetta un buon galletto e una buona birra. Certo, grazie a voi e grazie a tutti quanti che ci seguono, grazie.